Si chiama Appello ai bellunesi di buona volontà, ma si potrebbe leggere come il documento che fa nascere un maxi comitato per il no ai referendum per il passaggio di confine. Il documento sottolinea l'importanza di una rapida attuazione dello Statuto Veneto, che attribuisce specificità e competenze al bellunese. Ma l'attuazione si può ottenere solo con un territorio unito, così l'appello, siglato dai 3 consiglieri regionali bellunesi, i sindaci di Belluno e Feltre, sindacati, associazioni di categoria, mette nel mirino proprio il referendum pro Trento, Bolzano o Udine. I referendum che invece spingono ad andare altrove e alimentano uno spirito in qualche modo di secessione, del chiamarsi fuori rispetto alle responsabilità collettive, certamente non aiutano sul piano generale e indeboliscono l'azione. Solo uniti si possono ottenere le competenze messe nero su bianco da Venezia. Nell'appello ci si rivolge ai bellunesi di buona volontà, soprattutto ai giovani, chiedendo di evitare di disperdere energie in direzioni impraticabili, in strade prive di sbocchi, di progettare il futuro dando priorità alle cose fattibili, senza miraggi fuorvianti e derive inconcludenti. Non è puntare l'indice, è capire che non si può essere ambigui, non possiamo essere schizofrenici. I referendum sono anche diseducativi perché noi diciamo ai cittadini: guardate, noi non siamo in grado di ottenere i risultati, dobbiamo tentare di andare in un altro territorio. Allora io capisco che sono la rabbia, il dolore, la ribellione al fatto che non abbiamo ancora ottenuto quello che ci spetta, che abbiamo una forte concorrenza con i territori con Termini, però ripeto, sono la risposta sbagliata. Più siamo divisi, più facciamo credere che non vediamo prospettive, meno il Consiglio regionale ci ascolterà, concordano i sottoscrittori dell'appello, che ricordano il successo della fiaccolata di fine ottobre per salvare la provincia. Da lì bisogna ripartire con 2 obiettivi chiari per l'immediato post-elezioni: l'attuazione dello statuto e il mantenimento, la salvaguardia della provincia di Belluno, che rimanga provincia a elezione diretta, ma in ogni caso sia riconosciuta anche come una provincia speciale montana.